Nel Veneto orientale la situazione è ancor più favorevole, diciamo così, rispetto ad altre aree della regione, per fortuna. Nel senso che noi abbiamo un tasso di persone che sono positive al Covid, che sono 794 su una popolazione di 228.000 residenti nel Veneto orientale, quindi dello 0,3%. Di questi 794 ricoverati sono 32 e quindi è lo 4%, insomma, vuol dire che il 96% non presenta sintomi. La situazione del Veneto orientale dunque al momento non è preoccupante, anche se, sottolinea Bramezza, non bisogna abbassare la guardia per non passare dalla fascia gialla a quella arancione. Sotto controllo anche i contagi nelle case di riposo. Su 1200 anziani ricoverati nelle case di riposo non abbiamo nessun caso, non c'è nessuna casa di riposo che presenta degli anziani con il Covid, quindi è una situazione in questo momento parecchio favorevole e vorremmo rimanesse così perché vorremmo continuare a garantire l'attività ordinaria dei nostri ospedali. Nel frattempo scende in campo anche il personale dell'esercito per effettuare i tamponi. Ottima collaborazione con l'esercito che in ogni ULSS ha messo a disposizione un medico e degli infermieri che daranno una mano ai nostri operatori nel fare i tamponi. Da noi inizieranno domani mattina al punto prelievi di San Donà di Piave, che è l'H24 della nostra azienda, dove quindi si possono fare i tamponi ad accesso libero nelle 24 ore, e oltre ai nostri operatori vi sarà una squadra appunto con un medico e degli infermieri dell'esercito, vengono da una caserma di Portogruaro e hanno dato la loro collaborazione e quindi insomma avremo un aiuto in più.